sempre sulla misura di 1,54, mi pare di vedere, con Simone Toniolo della Biotecna Marcon, sfortunatissimo in questo tentativo a 1,54. Il tabellone non si muove, non si riesce a capire. Eccolo, si muove in questo momento, 1,54, ha saltato Toniolo, primo tentativo fallito a 1,54. Vediamo chi sarà ad andare, il prossimo ad andare in pedana, mentre sono entrati anche i concorrenti della sesta serie, che tra poco presenteremo adeguatamente, tanto di accredito per poter seguire in maniera più dettagliata questa gara. Iniziano i secondi tentativi, vediamo chi sarà il prossimo ad entrare in pedana nell'alto a 1,54. Per il momento non appare alcun numero sul tabellone della gara del salto in alto, mentre viene inquadrata la zona di partenza della gara di metri 400, e allora approfittiamo per presentare la sesta ed ultima serie, con in corsia 2 Alfonso De Feo della Roma Atletica, accreditato di un tempo di 51,63, è un M50, quindi di notevole valore. Corsia 3 per la Virtus Castenedolo, Francesco D'Agostino, che è accreditato di 52,92, un M45. In corsia 4 un M40, Manuel Cremaschi, tempo di accredito 54,37. In 5 Massimiliano Cattani, Master Atletica, M40, accreditato di 54,19. In corsia 6 per l'Assi Giglierosso Firenze, Giovan Battista Pollicino, accreditato di 52,19. In corsia 7 l'atleta col miglior tempo di accredito per la Master Atletica, un M40, Master Atletica di Vicenza, Simone Zarantonello, 51,21 il suo tempo di accredito. Ed in corsia 8 per la Athlon di Bastia Umbra, Ivan Mancinelli, accreditato di 52,08. Prepariamoci a seguire questa interessantissima sesta serie dei metri 400, mentre nella pedana dell'alto fallisce anche il secondo tentativo Federico Menconi dell'Athlon di Bastia Umbra. Ci va ora Roberto Durante al secondo tentativo, quercia Trenti in grana, e riesce il secondo tentativo di Roberto Durante. Vediamo ora se ci riuscirà Marco Bianchi della Athlon di Bastia Umbra, mentre parte la sesta ed ultima serie dei metri 400. Non riesce Bianchi. Va in pedana Simone Toniolo, Biotecna Marcon. Partita la serie numero 6, atleti con tempi di accredito molto interessanti. Si fa vedere subito e fa vedere le sue intenzioni Alfonso De Feo della Roma Atletica in corsia 2, ma anche in corsia 7 è molto attivo Simone Zarantonello, che è l'atleta con il miglior tempo di accredito, e intanto Simone Toniolo supera abbondantemente la quota di 1,54, quindi rimane in gara al secondo tentativo. Continua la gara Zarantonello, Master Atletica, sempre al comando. Si stanno fronteggiando i due più qualificati, ma molto bene si sta comportando anche in corsia 6 Giovan Battista Pollicino, e attenzione, finale a sorpresa, va a vincere Pollicino, Giovan Battista Pollicino, Asse Giglierosso, che con 52,66 sfiora il primato personale, che era di 52,19. Quindi vittoria a sorpresa di Giovan Battista Pollicino della Asse Giglierosso Firenze in questi 400
questa ultima serie dei 400 maschili. Ci hanno portato intanto il risultato del salto in lungo donne, che vede la vittoria con 100 punti di Susanna Tellini dell'Atletica Ambrosiana, 4,85 la sua misura, davanti a Maria Grazia Rafti della Libera Atletica di Roma con 99 punti, 3,84 la misura. Elvia Di Giulio, MSF 65 Roma Atletica, 3,51, 98 punti. Tra poco avremo anche questa premiazione. Tra poco inizieranno anche i salti del triplo, vediamo che si stanno allestendo più pedane proprio per le diverse categorie degli atleti, mentre prosegue la gara del salto in alto. Vediamo a quanto verrà portata l'asticella ora che abbiamo superato la quota di 1,54. 1,57 l'asticella ora, e gli atleti sono ancora parecchi in gara. Vediamo chi sarà il primo ad entrare in pedana per tentare questa misura. Viene chiamato in pedana il numero 24 Federico Menconi dell'Athlon di Bastia Umbra per il primo tentativo a 1,57. Menconi ha un personale di 1,66, quindi misura che dovrebbe essere abbondantemente alla sua portata, e così è, supera senza indugio la misura di 1,57 Menconi. Federico Menconi, Athlon di Bastia Umbra. Chi sarà il prossimo? Come cambia il numero sul tabellone. Ora praticamente la gara dell'alto è l'unica gara ancora in corso, perché ancora non è partita quella del triplo maschile. Dovrebbe iniziare anche la gara del lancio del giavellotto tra poco, mentre arrivano anche i fogli di gara dei metri 1500 che dovrebbero partire come prossima gara di corsa in pista, mentre in pedana nell'alto ci va il numero 6. Si tratta di Hubert Hindra, atleta di grandi risultati in passato nelle prove multiple. Hubert Hindra supera al primo tentativo la quota di 1,57. Su Tirol Team Club, la sua società M55 la categoria. Anche purtroppo sembrava superato, ma non è così. Marco Bianchi sembrava aver superato l'asticella a 1,57, invece purtroppo l'asticella cade, sfiorata dall'atleta. Ora Roberto Durante, Quercia Trentingrana, primo tentativo a 1,57. Errore sul primo tentativo per Durante, che è, ricordavo in precedenza, uno specialista della gara di salto con l'asta, ma la gara di salto con l'asta non è prevista nel programma dell'atletica amatoriale. Quindi i piedi buoni di Roberto Durante sono stati giustamente utilizzati per la gara di salto in alto. E c'è ancora un secondo tentativo fallito di un soffio per Marco Bianchi.
l'atleta avrà anche passato questa misura, immagino. Ora torna in pedana, terzo tentativo per Roberto Durante. E supera al terzo tentativo l'asticella a 1,57. Da buon astista molto spesso i saltatori con l'asta effettuano vari tentativi, poi magari all'ultimo sempre aggiustano le cose nel modo migliore e poi superano. Bianchi, Marco Bianchi, ultima possibilità per proseguire la sua gara, e questa volta riesce a dare la spinta giusta Marco Bianchi dell'Athlon di Bastia Umbra, e quindi rimane in gara ed è visibilmente soddisfatto. Marco Bianchi è un personaggio di 1,63 m, ora verrà portata a 1,60 m l'asticella, 1,60 m, comincia a diventare interessante questa gara. Di sistemazione dell'asticella nell'alto, mentre all'interno del campo vediamo che si sta procedendo alla premiazione del lungo master donne, con il terzo posto di Elvia Di Giulio della Roma Atletica. Al secondo c'è Maria Grazia Rafti della Libera Atletica, e la vittoria va a Susanna Tellini dell'Atletica Ambrosiana con 4,85 e 100 punti per la sua società. È iniziata anche la gara del salto triplo con la prima serie concorrenti, mentre un po' laboriosa l'operazione di sistemazione dell'impianto del salto in alto, quando l'asticella viene portata a 1,60 m. Tra poco faranno il loro ingresso in campo le concorrenti della prima delle 3 serie dei metri 1500 femminili, poi ne seguiranno altrettante nei 1500 maschili, mentre nella pedana del triplo si prepara Lamberto Boranga. (6,48) la misura di Lamberto Boranga, mentre c'è in pedana Roberto Durante che fallisce il primo tentativo a 1,60 m. Ora andrà al primo tentativo nell'alto anche Francesco Baiguera della Virtus Castenedolo. Baiguera
ha un personale di 1,69. Primo tentativo a 1,60. Non riesce questo primo tentativo di Baiguera, mentre nel triplo entra in pedana Franco Gasparinetti della Biotecna Marcon, con pedana dai 7 metri mi pare di vedere. Buono il salto di Gasparinetti. Vediamo la misura, si presenta a questa gara con un personale di 8,39. Vediamo quanto dice il misuratore. 7,99. 7,99 la misura di Gasparinetti, mentre c'è un buon salto nell'alto da parte di Ivan Spini dell'Amsicora Cagliari, che supera il primo tentativo 1,60, un personale di 1,78 l'atleta isolano. Ora è il turno nel triplo di Giovanni Lambri, anche per lui pedana dai 7 metri. Ed ora si passerà alla pedana dagli 8. (7,84) la misura di Giovanni Lambri, mentre non riesce il primo tentativo a 1,60 per Marco Bianchi. Vediamo chi sarà il prossimo ad entrare in pedana. Dovrebbe essere Simone Toniolo della Biotecna Marcon, che ha un personale di 1,72. Va a parlare con i giudici e nel frattempo si sta preparando Daniele Pagani della Virtus Castenedolo, anche per lui un passato di grande atleta. Quindi si presenta in questa stagione con un personale di 1,81, ma è stato capace di ben altre misure in passato. Eccolo il salto di Pagani e si vede che la tecnica è ancora quella buona. Un M45 Pagani. Mentre nel triplo va in pedana Antonio Di Giovanni. Nell'altro invece c'è un salto purtroppo sbagliato di Roberto Pellanda della Daini Karate Brianza, 1,75 di personale. Buono il salto di Giovanni, 9,81, non aveva misura di accredito l'atleta del Runners Club Milano. Ora va in pedana Roberto Bortoloni, mentre abbiamo visto ancora un salto sbagliato di Roberto Durante, il secondo, sulla quota di 1,60. E nel triplo invece è in pedana Roberto Bortoloni, Virtus Este Valbona. Salto valido per Bortoloni, che ha staccato dai 7 metri. Il secondo tentativo nell'alto di Marco Bianchi della
Atron Bastia Umbra. Mentre se andiamo ad inquadrare la parte opposta del rettilineo, vediamo che si stanno preparando le concorrenti della prima serie dei metri 1500 con Eliviana Piccolo, Rosetta Fortunati, Laura Secci, Tiziana Scarfogliero, Alario, Linda Maria Ciotti, Angela Terralavoro, Marilena Cenedella, Rosina Sidoti, Rosanna Nardi, Luciana Danesin, Celeste Raffone e Carmela Vergura. Sono queste le atlete che daranno vita alla prima delle 3 serie dei metri 1500, tutte concorrenti con personali superiori ai 6 minuti, anche 7 qualcuna. Partita la prima serie dei metri 1500. Nel giallotto intanto siamo a lanci di prova. Mentre Durante esce di scena, Quercia Trentingrana nella gara dell'alto conclude qui la sua fatica. Un atleta che si stacca dal gruppo. Laura Secci della Futura Cagliari non fa calcoli, se ne va. Ad inseguire c'è guida un terzetto Tiziana Alario, Scarfogliero, ma Laura Secci non ha dubbi sulla condotta di gara dell'Atletica Futura Cagliari. Passa tra l'altro abbastanza veloce ai primi 400 metri, non ha un tempo di accredito, evidentemente l'atleta è molto valida, ma non ha mai gareggiato in questa distanza, in questa stagione almeno, quindi gara che si preannuncia solitaria per l'atleta sarda di Cagliari. Passaggio ai 500 metri in 1,46, mentre abbiamo il risultato della gara del disco con la vittoria di Carmelo Rado, che viene a cogliere l'ennesima vittoria della sua lunghissima carriera davanti ad Antonio Maino della Virtus Castenedolo e Franco Becchi della Giglio Rosso Firenze. Poi quarto posto per Flavio Asta, ancora quindi molto validi questi ex atleti di grande valore. Il vantaggio di Laura Secci ormai è valutabile intorno ai 50-60 metri, quindi quando mancano 2 giri alla conclusione sta mettendo al riparo da possibili sorprese la sua prima posizione. Alle sue spalle ora si è portata Rosanna Nardi, che sta precedendo Carmela Vergura. Rosanna Nardi della Virtus Castenedolo davanti a Carmela Vergura dell'Atletica Sandro Calvesi di Aosta. Leggermente più staccata Tiziana Alario dell'Atletica Santa Monica di Misano, ma l'atleta in testa sta passando ai metri 800 in 2,59 e 30, 2,59,30, un tempo che si presume tempo finale intorno ai 6 minuti, 5,30 circa, 5,30, 5,40. Molto distacchi piuttosto pesanti in questa prima serie dei metri 1500, con Laura Secci che si prepara a passare al primo chilometro. Primo chilometro in 3,43,50 circa. 50, diciamo una proiezione finale intorno ai 5,50, 5,45 per l'atleta della Sardegna. Sempre in seconda posizione Rosanna Nardi della Virtus Castenedolo, che sta sempre guidando l'inseguimento di questa coppia di inseguitrici
seguita da Carmela Vergura, che accenna a concedere qualche metro alla concorrente che la precede, mentre alle spalle delle due vediamo che ora si è portata in quarta posizione Linda Ciotti, Maria Linda Ciotti della Roma Atletica. È suonata per l'atleta di testa la campana dell'ultimo giro. 300 metri alla conclusione per Laura Secci della Futura Cagliari, che ha dominato in lungo e in largo questa prima serie, mentre un'azione di forza sta operando Rosanna Nardi nei confronti di Carmela Vergura, e ha preso un vantaggio di una decina di metri nei confronti della immediata inseguitrice, che è l'atleta della Sandro Calvesi di Aosta. Siamo alle ultime battute, 150 metri alla conclusione, poco più per Laura Secci della Futura Cagliari. La sua azione è ancora abbastanza efficace. Quando mancano ormai 100 metri al termine si presenta solitaria al comando del rettilineo, mentre ha aumentata anche l'andatura per Rosanna Nardi in seconda posizione della Virtus Castenedolo. Applausi per Laura Secci, che ha dominato questa gara partendo subito al comando. Laura Secci è una SF 35, più giovane delle altre concorrenti, chiaramente 5:51 e 33 il tempo, ma attenzione il ritorno di Carmela Vergura, che sul finale viene a sopravanzare Rosanna Nardi e va ad aggiudicarsi la seconda piazza. La Vergura, Sandro Calvesi, poi Rosanna Nardi, poi vediamo col numero 37 forse. La 35 Luciana Danesin della Ideal D'Or Liberta San Biagio al quarto posto. Questa era la prima serie dei metri 1500, mentre nell'alto vediamo che siamo saliti a 1,63 m e c'è il terzo tentativo per Hubert Indra su questa misura. Nel triplo salto nullo di Salvatore Ragusa non riesce e quindi conclude qui la sua gara Hubert Indra. Hubert Indra della Südtirol Team Club. Sale ora l'asticella, vediamo a quanto verrà portata, forse a 1,66. L'asticella a 1,66. Mentre conclude la sua fatica anche Celeste Raffone, SF 65 dell'Atletica Leggera Portici. E mentre è arrivata Celeste Raffone vediamo che si sono già pronte le concorrenti della seconda serie, già dietro ai blocchi le concorrenti, quindi si tratta di Simonetta Nussio della Virtus Castenedolo, Waltraud Egger della Sport Club Meran, Danila Cappelletti, stessa società, Anna Del Prete della Atletica Santa Monica di Misano, Francesca Ragnetti della Libera Atletica e poi la compagna di squadra Cinzia Barletta, sempre Libera Atletica, Rosa Pattis del Südtirol Team Club, Roberta Cossobel, Trieste Atletica, Cristina Mannello, Atletica Pistoia, Susanna Scob dell'ASG Rosso Firenze, Susanna Scaramucci dell'Atletica Varazze e ancora dell'Atletica Varazze Lor Bellache, speriamo di pronunciare correttamente. E poi alla seconda con 45-48 per l'Atletica Virtus Castenedolo, Antonio Maino.
5 femminili, 5:51 il tempo della vincitrice della prima serie, Laura Secci. Anche qui un atleta che se ne va solitaria, tra poco vedremo di chi si tratta. Mentre nell'alto in pedana con Roberto Pellanda della Daini Karate Brianza, anzi no, sale a 1,69 l'asticella nell'alto. Con il numero 6 vediamo che si porta al comando Daniela Cappelletti, mentre alle sue spalle la situazione è ancora fluida. 9 e 7 abbiamo Rosa Pattis e Waltraud Egger ad inseguire, e poi anche insieme a loro c'è Danila Medizza della Trieste Atletica, ma solitaria Daniela Cappelletti del Sport Club Meran, che non fa calcoli e se ne va solitaria. Alle sue spalle proprio la compagna di squadra Waltraud Egger a guidare l'inseguimento. Passaggio tra poco ai 400 metri, purtroppo il display è stato sistemato il display. Siamo al passaggio ai 500 metri in 1,47, siamo sull'andatura della serie precedente con Daniela Cappelletti che sta guidando solitaria la gara, inseguita dalla compagna di squadra Waltraud Egger. Abbiamo il risultato del peso donne con la vittoria con 11,62 di Lyubov Dopoliuk della Visnova davanti a Renate Scheffer del Südtirol e Dalia Glinskiene della Roma Atletica. Tra poco avremo anche questa premiazione. Daniela Cappelletti sempre al comando, Waltraud Egger a inseguire, poi Danila Medizza in terza posizione, poi con numero 30 c'è Laure Bailash dell'Atletica Varazze, ma il gruppo delle inseguitrici è ancora abbastanza numeroso, quindi di tutto può succedere alle spalle di Daniela Cappelletti, che comunque nel frattempo non sta più aumentando la sua andatura, sta mantenendo il vantaggio, ma il suo vantaggio non sta aumentando. 2,58 il passaggio, 58,69 il passaggio agli 800 metri, l'andatura è più o meno quella della prima serie, con la Cappelletti che sta guidando solitaria la gara, e alle spalle dell'atleta altoatesina vediamo che c'è un gruppo di 7 unità che sta inseguendo, che sta variando continuamente della fuggitiva. Ora sembra che si stia passaggio al primo chilometro, vediamo intorno ai 3,46, 3,45, 3,46, quindi leggermente più veloce del passaggio precedente. Alle spalle della battistrada c'è Laure Bailash che sta guidando l'inseguimento davanti a Roberta Kossovel del Trieste Atletica. Siamo al suono della campana. Per le concorrenti di testa si riduce sensibilmente il vantaggio di Daniela Cappelletti al comando della gara, con la inseguitrice Laure Bailash che sta operando una forcing nel tentativo di raggiungere la fuggitiva. Passano ora ai 1200 metri le concorrenti, molto attiva anche Roberta Kossovel, che ora si è portata praticamente a tallonare Daniela Cappelletti. Kossovel che ora si porta al comando. Trieste Atletica, Kossovel, Cappelletti, poi Bailash, Laure Bailash dell'Atletica Varazze, che reagisce, supera anche lei Cappelletti e va all'inseguimento di Roberta Kossovel.
100 metri, 5 Kossovel e Bailash a fronteggiarsi per la vittoria in questa seconda serie. Allunga la portacolori dell'Atletica Varazze, Laure Bailash, che va a vincere davanti a Kossovel. (5:36 e 28 il tempo della vincitrice). Abbiamo anche il risultato dei metri 400 uomini, con la vittoria di Alfonso De Feo della Roma Atletica davanti a Rudolf Frey della Sport Club Meran M65 e a Massimo Andreuto della Biotecna Marconna. Questo è il risultato dei metri 400 uomini, mentre prosegue la gara del salto triplo. Prima serie. (5:36 e 28 il tempo di Laure Bailash, 27 addirittura. Quindi vittoria poi Kossovel con 5:37 e 95. E abbiamo una terza serie, quella in teoria dalla quale dovrebbe uscire il miglior tempo. Andiamo a vedere la composizione della terza ed ultima serie, con Patrizia Passerini dell'Acquadella Bologna, accreditata di 5:26 e 26, Elisabeth Moser del Sud Tirol Team Club 5:15 e 37, Chiara Morisi della Sef Macerata 5:30 e 42, Barbara Mancini della Atletica dei Gelsi di Roma con il miglior tempo di accredito 4:56 e 38, Odile Lorenzoni dell'Insieme New Food Verona 5:21 e 44. Poi ancora Elsa Mardegan della Idealdor Libertà San Biagio, accreditato di 5:22 e 31, Anna Bianco della Atletica Leggera Portici 5:26 e 03, 5:26 e 09, poi Cristiana Barchiesi della Vittorio Alfieri di Asti 5:26 e 63, Roberta Pignataro Sef Macerata 5:28 e 14, Eva Chepa della Roma Atletica con 5:12 e 38, Francesca Prato Pini della Giglio Rosso Firenze con 5:30 e 64, Alba Carboni della San Giovanni di Sassari con 5:30 e 48 e Jocelyn Farrugia della Giovanni Scavo 2000 con 5:18 e 17. Jocelyn Farrugia, atleta di grandi risultati qualche anno fa, si portano sulla linea di partenza, mentre nell'alto siamo a 1:72 e non riesce a superare questa quota Roberto Pellanda. Partita la terza ed ultima serie dei metri 1500. In questa terza serie, gruppo più compatto. Al secondo tentativo per Pellanda nel salto in alto, mentre sta guidando la terza serie con numero 13 e davanti al numero 25 Chiara Morisi, davanti a Barbara Mancini. Morisi, Mancini, gruppo ancora compatto, andatura abbastanza veloce ma non velocissima, direi. Quindi vediamo il passaggio ai primi 400 metri del gruppo di testa, 1:26 e 73.
C'è nell'alto il terzo tentativo da parte di Roberto Pellanda sulla quota di 1,72, mentre è iniziata anche la gara del giavellotto. Ancora abbastanza compatto il gruppo di testa delle concorrenti di questa terza serie, dalla quale potrebbe uscire tempo migliore. Andiamo con il numero 11 Francesca Pratopini della Sigillo Rosso Firenze, poi c'è anche il 24 Eva Kapp, 25 Barbara Mancini, Francesca Pratopini, il personale di 5,30 si sta incaricando di fare l'andatura davanti a Eva Kapp e Barbara Mancini in seconda posizione. L'atleta più accreditata, 4,56 e 38. Vediamo il passaggio agli 800 metri che è un po' più veloce, 5 secondi più veloce rispetto al passaggio precedente, 2,53 e 22 il passaggio agli 800 metri per il gruppo di testa. Sempre Francesca Pratopini a fare l'andatura davanti a Barbara Mancini. Si sta allungando il gruppo di testa, a segno che l'andatura sta aumentando sotto la spinta di Francesca Pratopini, che ha un personale di 5,30. Passaggio al primo chilometro ai 1000 metri in 3,36 circa. Pratopini sempre davanti a Mancini. Poi c'è anche il numero 8 nel gruppo di testa e il numero 3, quindi si tratta di Moser e Passerini, nonché Eva Kapp. Potrebbe uscire proprio da questo quintetto la vittoria in questa serie, con Pratopini che sta sempre comunque guidando la gara. Nessuno si vuole sbilanciare. Pratopini, Mancini, poi ancora Eva Kapp che sta ora spingendo Patrizia Passerini della Acquadella in terza posizione. Eva Keppa della Roma Atletica. Eva Keppa, attacco di Barbara Mancini in questo frangente. Quando mancano 150 metri alla conclusione sembra poter allungare la portacolori dell'Atletica dei Gelsi. Barbara Mancini davanti a Eva Keppa e poi Elisabeth Moser. Mancini, Keppa, Moser nell'ordine, ma è Mancini che si eleva su tutte e va ad aggiudicarsi la vittoria con il tempo di 5,14 e 66 davanti ad Eva Keppa e poi Elisabeth Moser. Miglior tempo in questa terza serie. Poi bisogna vedere le tabelle di compensazione che cosa diranno. E in pedana invece nel triplo Giovanni Lambri, no, non è Lambri, viene chiamato il numero 26, Tullio Rovatin, mentre Simone Toniolo fallisce il primo tentativo a 1,75 che costituirebbe il suo primato stagionale. Il personale stagionale di 1,72, l'atleta in forza alla Biotecna Marcon, originario della Vis Abano. Ora Daniele Pagani è il più quotato dei concorrenti in gara, 1,81. Vediamo questo primo tentativo, 1,75. È l'atleta anche che
mette in evidenza lo stile più efficace e più tecnico tra gli atleti in gara. Tra poco avremo 3 serie dei metri 1500 maschili, mentre nel triplo abbiamo visto un salto di Antonio Di Giovanni della Roadrunners Club Milano, precedenza 9,81 per lui. Vediamo quanto gli vale questo salto. Errore intanto nell'alto di Roberto Pellanda, 10,13, si migliora il Giovanni, si migliora Di Giovanni. Mentre nell'alto 1,75 ora va in pedana il numero 28, si tratta di Marco Mastro Lorenzi della Roma Atletica, che ha un personale di 1,78. Siamo ormai quasi all'epilogo di questa gara di salto in alto, con gli atleti migliori che sono impegnati in queste misure. Fallisce il secondo tentativo Mastro Lorenzi. Ora vediamo il secondo tentativo per Ivan Spini della Amsicora Cagliari. Errore ancora anche per Spini. Ed ora secondo tentativo per Simone Toniolo, a ricerca del primato stagionale. Simone Toniolo, Biotecna Marcon. Vedremo poi anche nel giavellotto, la seconda serie del lancio del giavellotto. Ancora un errore per Simone Toniolo, che dimostra di poter comunque valere questa misura. Qualche problema nei tempi di esecuzione del salto. Vediamo il secondo tentativo di Roberto Pellanda della Daini Karate Brianza. Anche per Pellanda. Mentre hanno fatto il loro ingresso in campo i concorrenti della prima delle 3 serie dei metri 1500 maschili, che è l'ultima gara individuale di questo pomeriggio. Poi ci saranno le staffette 4%. Vediamo chi sarà il prossimo a saltare nell'alto. Terzo tentativo per Marco Mastro Lorenzi della Roma Atletica, personale di 1,78, quindi a 3 centimetri dal personale stagionale. Mentre si sta procedendo alla premiazione dei metri 400 uomini. Vediamo Mastro Lorenzi se riesce. È sfortunato in questo terzo tentativo perché ha sfiorato l'asticella, che purtroppo cade, mentre Natale Prampolini è in pedana nel triplo. (400 master e primi 3 posizioni). Al terzo posto Massimo Andreutto della Biotecna Marcon, al secondo Rudolf Frey della Sporting Club Meran, e vince la gara Alfonso De Feo della Roma Atletica, 100 punti, ha ottenuto un tempo di 53,06, mentre abbiamo visto l'errore di Ivan Spini, terzo errore, quindi
conclude la sua gara l'atleta dell'Amsicora di Cagliari. Andrà al terzo tentativo Simone Toniolo della Biotecna Marcon, che contemporaneamente dovrebbe essere anche impegnato nella gara del lancio del giavellotto, nella quale peraltro ha anche la miglior misura di presentazione. Concentrazione per l'atleta a forza della Biotecna Marcon, e riesce a superare 1,75, gioisce Simone Toniolo. Sarà contento anche il suo presidente Guerrino Boschiero, perché questa formazione della Biotecna Marcon, che dopo la fase regionale si trovava in quinta posizione, ora si è presentata a questa finale molto agguerrita, quindi con propositi piuttosto bellicosi, diciamo così, tra virgolette. E ritorna indietro dopo la partenza della rincorsa Roberto Pellanda, cosciente che ha il suo ultimo tentativo a disposizione e che se lo vuol giocare nel migliore dei modi. Vediamo se riesce a superare questo scoglio, atleta del Daini Karate Brianza. Non ce la fa, quindi esce di scena Roberto Pellanda, chiedo scusa, e andiamo a conoscere quelli che saranno i protagonisti della prima delle 3 serie dei metri 1500 maschile, mentre non so, vedremo a quanto viene portata ora l'asticella nell'alto, perché dovrebbero essere rimasti in gara solo 2 atleti, se non ho visto male. Dovrebbe trattarsi di Daniele Pagani e di Simone Toniolo. Andiamo a vedere i protagonisti della prima serie dei 1500. Vediamo inquadrati già dietro la linea di partenza Giovanni Finielli, Tortellini Voltan Martellago, Sergio Boninsegna, Sport Club Meran, Roberto Frassoni della Assi Giglio Rosso Firenze, Conrad Geiser della Sport Club Meran, Francesco Di Domenico del CUS Palermo, Maurizio Serafin Biotecna Marcon, Dario Rappo Master Atletica, Francesco Cipolla Vittorio Alfieri Asti, Anton Fleiman della Sud Tirol Team Club, Giovanni Giacobazzi della Master Atletica, Alexander Kruselburger della Sud Tirol Team Club, Vincenzo Azzarello CUS Palermo, Mauro Michelis Trieste Atletica e Bruno Manzetti del Athlon di Bastia Umbra. Partita la gara dei metri 1500, quella che si sta effettuando all'interno del campo è la premiazione del peso con al terzo posto Dalia Glinskiene, poi Renate Schaffer e Lyubov Dopoliuk. Coppia di testa nella gara dei 1500 metri, con al comando numero 38 e il numero 7 Maurizio Serafin e Alexander Kruselburger che hanno fatto il vuoto alle loro spalle. Sta guidando l'inseguimento Giovanni Finielli della Tortellini Voltan Martellago, ma il gruppo degli inseguitori è ancora abbastanza compatto, mentre stanno prendendo decisamente il largo i 2 concorrenti di testa, con un passaggio piuttosto interessante ai primi 400 metri, un 11,97, datura piuttosto buona per Maurizio Serafin, che sta facendo l'andatura a un personale di 5,07, l'atleta in forza alla Biotecna Marcon, che con questa andatura rischia di cadere decisamente. E nell'alto mi pare di vedere che è pronto Simone Toniolo
per il suo primo tentativo a 1,78. Sempre Maurizio Serafin a far l'andatura davanti a Alexander Kruselburger, poi Giovanni Finielli della Voltan, Tortellini Voltan, davanti a Dario Rappo del Master Atletica. Questi i primi concorrenti. Poi col 35 vediamo anche Mauro Michelis davanti a Conrad Geiser. Non riesce il primo tentativo di Simone Toniolo a 1,75. Ora vediamo quello invece di Daniele Pagani, che abbiamo visto molto in palla nei salti precedenti. Vediamo se riesce a confermare. Attenzione al salto di Pagani, sfortunato, ma sicuramente alla sua portata questa misura, mentre c'è un'azione di forza di Alexander Kruselburger che passa ai 1000 metri in 3,10, circa 3,11 circa il passaggio ai 1000 metri per Kruselburger, che ha staccato nettamente Maurizio Serafin, che ora rischia di venire riassorbito anche dal terzetto degli inseguitori, che è guidato da Giovanni Finielli davanti a Dario Rappo. E poi col 35 vediamo Mauro Michelis della Trieste Atletica. Siamo agli ultimi 300 metri, tra poco passerà i 1200 metri. Il concorrente di testa Alexander Kruselburger, mentre Serafini è stato riacciuffato, si fa per dire, con Dario Rappo che ora sta guidando l'inseguimento davanti a Giovanni Finielli. Questi due sono due possibili vincitori della gara finale, perché Dario Rappo è un M65 e Giovanni Finielli un M60, quindi potrebbero inserirsi nelle zone alte della classifica. Ma attenzione, perché c'è l'arrivo per Alexander Kruselburger, e l'applauso della tribuna è per lui, che ha operato un'azione di forza e se n'è andato solitario. Viene a concludere la sua gara. Kruselburger non ha tempo di accredito e con un tempo piuttosto interessante, 4:45,60, mentre alle spalle di Kruselburger c'è l'azione di forza di Giovanni Finielli, che ha superato Dario Rappo, che non ci sta però e reagisce. Finielli va a giudicarsi la seconda piazza davanti a Dario Rappo. Dario Rappo alza la mano perché mi sa che ha ottenuto un tempo piuttosto interessante. 4,50 era il suo tempo di iscrizione, intorno ai 4,45 per Rappo. 4,45 è il tempo di Kruselburger, per la verità. Finielli 4,58 e Rappo